Si chiamava Alessio Spitaleri, aveva appena 30 anni, il giovane precipitato dal viadotto Carabollace nei pressi di San Giorgio a Sciacca dopo aver sfondato il guardrail del ponte. L'ennesima vittima uccisa da una delle tante strade assassine, già teatro peraltro nel recente passato di altri casi simili. Le cause dell'incidente costato la vita di Alessio Spitaleri sono ancora in corso di accertamento. Da quanto si apprende, sull'asfalto non ci sarebbero nemmeno tracce di frenata. Il giovane percorreva la statale 115 quando ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura, una Peugeot 206. Un volo nel vuoto di almeno 30 metri fino allo schianto mortale. Polizia, carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco sono accorsi immediatamente allertati dai passanti. Così come è accorsa immediatamente anche un'ambulanza del 118, difficile peraltro raggiungere la zona dove l'auto è precipitata. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Per estrarre Alessio Spitaleri dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Studente di giurisprudenza, Alessio Spitaleri era di Burgio. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nel comune montano. La zona è la stessa dove 2 anni fa morì l'insegnante riberese Maria Presti. Anche lei precipitò nel vuoto dopo aver sfondato la barriera laterale del viadotto Carabollace. Barriera che oggi definire di protezione, se la vicenda non fosse drammaticamente seria, susciterebbe perfino isterica ilarità. Le barriere sul viadotto Carabollace e le cause degli incidenti non c'entrano niente, non servono a nulla. Prima dell'incidente di Maria Presti, da quel ponte era precipitata sempre con l'auto un'altra persona, una giovane donna, miracolosamente sopravvissuta al volo allo schianto col terreno. Il terzo incidente in pochi anni, in quello che ormai non può che essere definito come il ponte della morte.